Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 24 ottobre, prima corsa, puledri di 2 anni, Brezza Laxmi, Brabus Rocket, Batic delle Badie, Blondi Jet, Bondo Jet, Baltimora Trio, Brina Laumar e Big Ben dei Greppi, favori per il numero 4. Blondi Jet che scatta subito al comando mentre ci sono state alcune rotture. Numero 3 Batic delle Badie squalificato, numero 7 Brina Laumar Piuttosto squalificato, discosti, fra questi anche Brina Laumar, ha sbagliato anche Brezza Laxmi. numero In 1 seconda Brezza posizione Laxmi squalificato, rimane Brabus Rocket davanti a Bondo Jet, mentre all'esterno si impegna Baltimora Trio. 16 per i 200 iniziali, con Blondi Jet leader nei confronti di Brabus Rocket, all'esterno invece Baltimora, poi Bondo Jet lungo la corda in terza posizione, praticamente questi 4 superstiti, mentre cerca di vediamo se Baltimora Trio riesce a farsi spazio alla corda in terza posizione. Lo fa dopo 550 metri, trova il posto, mentre si ricongiunge Big Ben dei Greppi in coda. 48,2 intanto il passaggio per i primi 600 metri di gara, con la favorita Blondi Jet leader nei confronti di Brabus Rocket, sposta Baltimora Trio, e più indietro vediamo Big Ben dei Greppi e Bondo Jet che fatica un po' ad impegnarsi. Metà della penultima piegata, con Blondi Jet sempre leader, va a completare un chilometro iniziale di comodo in 1,20, 15,5 il parziale. Baltimora si impegna all'esterno di Brabus Rocket, mentre Big Ben dei Greppi precede Bondo Jet che è retrocesso in ultima posizione. Siamo ora a 450 dal palo, con Blondi Jet che cerca di accelerare, 14,7. Baltimora Trio si mantiene a lato di Brabus Rocket, più indietro è Big Ben dei Greppi con Bondo Jet che cerca di ritornare. I primi 3 hanno preso netto margine di vantaggio e Blondi Jet affronta la retta d'arrivo con un paio di lunghezze di margine nei confronti di Brabus Rocket. Baltimora Trio, l'errore di Blondi Jet agli 80 finali lascia così via libera a Baltimora Trio, che vince nei confronti di Brabus Rocket. Terzo posto per Bondo Jet. Colpo di scena finale, la rottura di Blondi Jet, a corsa praticamente vinta, un errore a 80 metri dal traguardo. Andiamo a rivedere se possibile. Ecco, entra nettamente al comando Blondi Jet, vedete Andrea Farolfi che ha niente da fare, la cavalla sbaglia improvvisamente ai 100 finali, praticamente si getta di galoppo, si abbandona, e così la vittoria è per Baltimora Trio Marco Stefani. Il training di Paolo Leoni e Marco Azzaroni, quota di 2,50 al totalizzatore. Secondo posto per Brabus Rocket, che comunque corre bene, arriva secondo seguendo tutta strada Blondi Jet. Terzo posto per Bondo Jet.